unità militari, associazioni combattentistiche d'arma, graditi ospiti ed amici, buongiorno. Vi ringrazio per aver accettato il mio invito ad essere qui convenuti per partecipare insieme ai bersaglieri e ai familiari del Terzo Reggimento alla cerimonia della commemorazione del 70° anniversario della battaglia di Natale. Con questa cerimonia il Terzo puntualmente, ogni anno, a ridosso delle festività natalizie, ricorda, diventa un custode di un fatto d'arme accaduto nel corso della campagna di Russia, che ricordo iniziò l'11 agosto del 41 e terminò il 20 febbraio del 1943. Fu una guerra dalle tragiche conseguenze, ma il vento della sconfitta non è mai riuscito a cancellare i nomi e i fasti incisi a punta di baionetta nel bronzo della storia dei bersaglieri del Terzo. Nonostante la sproporzione delle forze, gli spazi sterminati, la deficienza di armamento e di equipaggiamento, nonché il freddo glaciale, le immolazioni dei bersaglieri del Terzo nelle gelide tundre tra le steppe e le macerie delle città, in quasi 2 anni di titanica lotta, mai finirono di sbalordire nemico ed alleato. Queste loro gesta valsero molte onorificenze, ma soprattutto 2 medaglie d'oro al valor militare, che hanno contribuito a rendere la qui presente bandiera di guerra del Terzo Reggimento Bersaglieri, che ho l'onore di comandare, la più decorata dell'esercito italiano. In particolare, con la battaglia di Natale, commemoriamo una serie di cruenti battaglie che iniziarono all'alba del mattino del giorno di Natale e terminarono la notte dell'ultimo dell'anno, 25-31 dicembre 1941. Furono 6 lunghi ed interminabili giorni di durissime battaglie, nel corso delle quali i bersaglieri del Terzo seppero offrire alla patria la prova della loro incrollabile fedeltà al dovere militare e alla loro dignità. Subito dopo quegli eventi si iniziarono ad esaltare le gesta eroiche ed i sacrifici dei bersaglieri del Terzo, che sulle rive del Don scrissero alcune delle più belle pagine di storia di questo gloriosissimo reggimento. Nel luglio del 41, mentre il Terzo combatteva nei Balcani per riportare l'ordine in Bosnia, sotto il comando del colonnello Aminto Caretto, o Papà Caretto, come affettuosamente lo chiamavano i bersaglieri del Terzo, gli fu ordinato di unirsi al corpo di spedizione italiano, che avrebbe combattuto sul fronte russo al fianco degli alleati tedeschi. Il Terzo Reggimento Bersaglieri, inquadrato nella divisione Celere, partecipò alla campagna di Russia con 3 battaglioni, il 25°, il 20° e il 18° battaglione. Inoltre rinforzavano questi 3 battaglioni come supporto alla manovra una compagnia controcarri, una compagnia moto e 2 compagnie cannoni e moto minori unità del 6° Reggimento Bersaglieri. Un totale stimato di circa 2600 bersaglieri. Bersaglieri del Terzo, siete chiamati a dare nuova gloria al corpo, per l'Italia, avanti, e il via verso le steppe dei cosacchi lanciato dal colonnello Caretto sulle rive del lago Benaco, Bosnia, il 24 luglio del 41. Dopo 1000 chilometri di marcia attraverso Romania ed Ucraina, l'11 agosto del 41 ci fu la prima azione di guerra a Porroskoye, che consente la vittoria dei tedeschi a Nikolaev sul Mar Nero.